Il 15 settembre un regio aereo sorvola la città e lancia manifesti firmati dal Presidente del Consiglio Nitti con ordini minacciosi alle truppe e con richiami al codice penale militare per i legionari dissenzienti. D'Annunzio risponde sdegnosamente a Nitti con il proclama: «Viva l'esercito di Fiume, viva Fiume d'Italia». La commemorazione del 20 settembre si svolge fra l'esultanza generale e con le truppe che sfilano fra due ali di folla plaudente. Antonio Grossic, Presidente del Consiglio nazionale, convoca una solenne seduta in cui vengono rimessi i pieni poteri nelle mani di D'Annunzio. Dalla tribuna pavesata con il tricolore, il comandante si rivolge ai soldati di tutte le armi e di una sola fede e chiede che ciascuno rinnovi il giuramento fiume o morte. All'invito un solo formidabile urlo: sì! Il comandante manda agli italiani il messaggio: oggi, 20 settembre 1919, Fiume, il suo territorio e il porto appartengono all'Italia. Nei giorni successivi viene requisito un treno pieno di viveri fermo a Trieste e deviato a Fiume, e poi è la volta della cattura di alcuni piroscafi fermi in rada. In risposta il governo Nitti completa l'isolamento della città e D'Annunzio conia l'appellativo di Cagoia per il Presidente del Consiglio. Ma chi è Cagoia? Un ubriacone, un vigliacco che rinnegò l'Italia e dichiarò di non sapere che esistesse una certa Italia. Giurò di non sapere nulla, di non pensare per paura, fuorché a mangiare e a trincare. A novembre iniziano i primi timidi contatti tra il comandante e il generale Badoglio in rappresentanza del governo. La trattativa è altalenante e dopo alcuni tentativi la ricerca di un modus vivendi naufraga per delle controproposte governative inaccettabili. L'assedio crea difficoltà di approvvigionamento alla popolazione e sono i bambini a pagare per primi la penuria di viveri. Molti milanesi si mettono a disposizione per ospitare 250 bambini, scelti tra le famiglie più bisognose. Parte il primo treno tra la commozione della folla fiumana e durante il percorso il convoglio viene salutato calorosamente dagli italiani. Il governo di Cagoia è contrariato per le troppe festose manifestazioni ed emana un ordine di divieto di ulteriori trasporti di bambini. Fiume, nel corso dei lunghi mesi del 1920, viene visitata da molti senatori del Regno, da personalità politiche come Mussolini, ma anche da personaggi famosi come Guglielmo Marconi e Arturo Toscanini. Si moltiplicano le iniziative diplomatiche alla ricerca di soluzioni pacifiche e si muove anche il Vaticano con il cardinale Gasparri della Segreteria di Stato, che invoca pace e fraternità. Si assiste purtroppo anche alla defezione di un contingente di carabinieri seguita da qualche espulsione che fa scalpore, come l'allontanamento da Fiume del maggiore Reina per troppa tiepidezza nei confronti dell'impresa. In aprile del 1920 il comandante D'Annunzio nomina il tenente Riccardo Frassetto dei Granatieri addetto alla sua persona per incarichi speciali. Un'assegnazione che riconosce al trevigiano di Crocetta del Montello il ruolo di fiduciario e prevede il suo impiego in missioni delicate e di massima riservatezza. Nel frattempo cade il governo Nitti
e viene eletto Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti. Ad agosto del 1920 il comandante D'Annunzio annuncia alla popolazione l'imminente statuto della reggenza del Carnaro, che a fine mese viene eletto ai cittadini dello Stato libero di Fiume. L'8 settembre la cittadinanza è invitata a radunarsi in piazza Roma alle 18:30 e nell'aria c'è il fremito di vita nuova. Alle 19 il comandante si affaccia alla terrazza e inizia un lungo discorso con voce velata dalla commozione. A chiusura, in un religioso silenzio della piazza strapiena di gente, pronuncia le seguenti memorabili parole. Io, Gabriele D'Annunzio, proclamo la reggenza italiana del Carnaro. Il momento è solenne e da molti occhi scendono lacrime di gioia e di partecipazione emotiva. Lo stesso giorno il comandante promulga la Costituzione di Fiume. Sono 65 articoli che disciplinano i differenti aspetti della vita di un cittadino dello Stato libero di Fiume e ne garantisce i diritti fondamentali. La Costituzione è opera del giornalista e sindacalista Alceste De Ambris, mentre la trascrizione viene fatta da D'Annunzio con la sua prosa inconfondibile. Sono passati 100 anni e la Costituzione di Fiume può essere considerata per la sua attualità antesignana delle contemporanee Costituzioni. Pensate, vengono riconosciuti il voto alle donne e la sovranità collettiva senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione. Viene assicurata la libertà di stampa, di riunione e di pensiero. L'istruzione è gratuita e garantita per tutti, come anche il divorzio, la parità e il minimo salariale tra uomini e donne. Rimane purtroppo un sogno e un ideale spezzati perché non ci fu modo e tempo per applicarla, mentre ancora oggi molti costituzionalisti la considerano la più bella Costituzione del mondo.